our program for the future. Economy right now, it's extremely supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrators. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò io l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale dedicato agli Stati Uniti e iniziamo subito con una notizia molto molto importante, ovvero che Vivek Ramaswamy, che ricorderete ha partecipato anche a incontri della Lega durante la campagna elettorale per la presidenza nel 2024, è stato scelto come governatore repubblicano per la corsa poi a Ohio, allo stato dell'Ohio, contro la governatrice democratica che, ricorderete, si è schierata più volte contro Donald Trump e l'utilizzo della Guardia Nazionale a Chicago, una Chicago che è sempre stata purtroppo ovviamente al centro di controversie, al centro di alti tassi di omicidio, e invece quando Donald Trump aveva utilizzato la Guardia Nazionale a Washington si erano visti, perlomeno per quanto riguarda i grandi crimini, ovvero gli omicidi, una riduzione ed era anche stata ovviamente fatta presente durante le varie conferenze stampa. Un Ramaswamy che, ricorderete, imprenditore per quanto riguarda il settore delle biotecnologie, è stato poi anche commentatore politico su Fox News. È importante, secondo Ramaswamy, rendere l'Ohio, lo stato dell'Ohio, più grande che sia mai stato, neanche, come diceva Donald Trump, rifare gli Stati Uniti di nuovo, rimettere in forza gli Stati Uniti e ricostruirli per renderli di nuovo più grandi. Invece Ramaswamy addirittura parla di fare un Ohio che sarà, secondo ovviamente la sua visione, migliore di tutte le sue precedenti versioni. Parliamo anche di una democratica, un'avversaria democratica che in questo momento dice addirittura, come sempre gli americani sono molto drammatici, parla di una elezione che sarà la più importante della storia dello stato dell'Ohio. Quindi come sempre gli americani, sempre con queste loro, non sarà mai un conflitto politico, uno show, un film semplice, deve essere sempre qualcosa di migliore. Ma andando avanti con le notizie, purtroppo proprio in queste ultime ore è avvenuto una sparatoria che ha causato l'arresto di 3 persone, quindi sempre più segnali che forse qualcosa si sta smuovendo anche nella sanità mentale delle persone, probabilmente, perché stiamo vedendo sempre più purtroppo episodi di shooting, episodi di personaggi che mettono o addirittura negano l'autorità del presidente, oppure cercano di attentare alla vita delle persone, alla vita del presidente, alla vita anche, come abbiamo visto la scorsa puntata, anche degli elementi dell'amministrazione Trump. Ma andando avanti con le notizie, rimanendo però sempre vicini all'amministrazione Trump, la ballroom, il salone che Donald Trump, quell'ala nuova che Trump vorrebbe inserire all'interno della Casa Bianca, in questo momento rischia di avere i lavori bloccati perché i fondi dello Stato federale sono stati bloccati in questo momento dal Senato. Ma andando poi sempre avanti con le notizie per quanto riguarda
soprattutto la salute degli americani. Cosa è successo in questi ultimi giorni? Il presidente della federazione, dell'agenzia federale dedicata proprio al farmaco è stato in queste ultime ore proprio licenziato, e quindi vedremo anche come cambierà l'approccio a ogni male, a ogni malattia che in questo momento sta spadroneggiando negli Stati Uniti. Ci sono tanti casi di morbillo, c'è stato il recente, ma quello vale per tutto il mondo, hantavirus. Vedremo come anche il Dipartimento della Sanità di Robert Kennedy Jr. Cercherà di approcciare queste importantissime battaglie, anche per, secondo me, la battaglia più importante deve essere legata soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, che negli Stati Uniti purtroppo, e su questo forse dovrà bacchettare un po' anche le mani del suo presidente, non vi è molto controllo per quanto riguarda proprio gli alimenti, in confronto ovviamente all'Europa e soprattutto all'Italia, che ha controlli ancora più stringenti. E andando avanti con le notizie, questa volta passando anche per qualcosa di più pop rispetto al solito, di più popolare. Perché? Perché si parla comunque di Hollywood, del settore dell'intrattenimento, e si parla di un evento, l'arresto di Harvey Weinstein, che ha cambiato anche l'intrattenimento nostrano, perché in questo momento Harvey Weinstein ha completato un terzo proprio in queste ultime, un terzo processo, ma non vi è per ora, per il 74enne, una decisione definitiva da parte della giuria. Quindi parliamo di un'altra complicanza per quanto riguarda lo star system americano, e anche per capire quanto le accuse fossero fondate oppure no, sperando ovviamente che nel caso fossero fondate, perlomeno, anche se non è la stessa cosa, perlomeno le vittime possono essere ricompensate adeguatamente. Ma in questo momento, proprio in questi ultimi giorni, anche per quanto riguarda Harvard, il rettore sta pensando proprio di andare, in questo caso, in pensione. Quindi anche una personalità che si era scontrato più volte con l'amministrazione Trump, e non solo, anche per l'indipendenza accademica di Harvard, per i programmi dedicati proprio agli immigrati che partecipavano ai corsi come studenti della famosissima università americana. Quindi vedremo anche su questo se la condotta cambierà oppure no. Ma altre importanti notizie per quanto riguarda soprattutto ovviamente la salute. Le pillole che servono proprio per abortire in questo momento, secondo la Corte Suprema, possono sì continuare a essere inviate tramite posta. Ovviamente si parla per quegli stati in cui negli Stati Uniti l'aborto è non considerato legale. Bene, quindi una notizia importante anche per quanto riguarda soprattutto questa battaglia molto filosofica, molto etica per quanto riguarda il diritto all'aborto oppure no, su cui si è battuto tante volte sia il presidente Trump in una direzione, anche perché è obbligato dalla propria base, sia i presidenti democratici passati, che hanno forse stravolto tantissimo, senza il forse, certe dinamiche per quanto riguarda proprio il lavoro dei genitori. Lavoro ovviamente in realtà un'occupazione che immagino che sia gradita nonostante sia faticosa,
e tante altre dinamiche. Ma l'altra grande notizia è il viaggio del presidente Donald Trump in Cina, una Cina che in questo momento è riuscita a ottenere quindi degli accordi per quanto riguarda soprattutto l'agricoltura, un'agricoltura che ovviamente quella cinese esportava anche negli Stati Uniti, e quindi si è cercato anche di limare la questione dei dazi, che ovviamente per quanto riguarda la Cina vi è anche una guerra commerciale in atto che non riguarda solamente l'agricoltura, ma tanti altri settori, come ovviamente il manifatturiero, come ovviamente la tecnologia, come anche per quanto riguarda Taiwan, che secondo Donald Trump ufficialmente non è uno Stato riconosciuto, e questa è una dichiarazione in linea con tutte quelle passate per quanto riguarda i presidenti degli Stati Uniti, ma comunque più volte nel corso della sua presidenza The Donald ha dimostrato e ha voluto sempre mostrare anche una vicinanza politica, militare allo Stato di Taiwan, che si dichiara indipendente dalla madrepatria Cina, una Cina che più volte ha cercato di riottenere lo Stato anche utilizzando manovre molto bellicose, molto aggressive, non solo verso la Cina, ma anche verso non solo verso Taiwan, ma anche verso gli alleati commerciali americani della zona, come le Filippine. Ne abbiamo parlato più volte in questa rubrica. Filippine che hanno visto più volte le proprie imbarcazioni pescherecce assaltate dalla marina militare cinese. Lo stesso si è visto purtroppo anche per i giapponesi, che infatti stanno attuando un riarmamento proprio per proteggersi e non dipendere solamente dagli Stati Uniti. Ma un'altra notizia importante in chiusura, proprio parlando di Cina e Iran, che purtroppo è una questione che ancora non si è chiusa, ecco, vi è un'infrastruttura per quanto riguarda il contatto fra i due paesi, Cina ed Iran, che non può essere bloccata direttamente dagli Stati Uniti. Per ora non trasporta un quantitativo di risorse importante, ovvero vi è un passaggio ferroviario. Ne avevamo parlato anche con il collega e amico Pier Vittorio durante la rassegna stampa, con tanti dei nostri ospiti, ma abbiamo visto, e si è visto anche ora con gli analisti, che la Cina sta cercando ovviamente di avere più possibilità per trasportare le risorse. In questo caso si parla di un trasporto via terra che non può essere bloccato dagli Stati Uniti, a differenza dello stretto di Hormuz. Perché questa ferrovia passa, questo corridoio passa attraverso il Kazakistan, il Turkmenistan e altri stati sovrani. Quindi ovviamente ci si dovrebbe accordare con più stati che non credo vogliano mettersi di traverso con la Cina. Per ora si parla di un'esportazione minimale, si parla dell'1%, ma come sapete i cinesi sono sempre pronti ad aumentare, e anche piuttosto in fretta, le proprie risorse. Con quest'ultima notizia vi saluto e vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, una buona settimana, una buona giornata a tutti.